Ben ritrovati gentili amici e amiche all'ascolto, prima edizione per quanto riguarda il nostro audiogiornale con quello che è accaduto nelle ultime ore in Friuli, Venezia Giulia. Sono 3.825 le persone controllate nella giornata di ieri dalle forze dell'ordine in Friuli, Venezia Giulia nell'ambito degli accertamenti per il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Di queste 111 sono state sanzionate per inosservanza, è quanto emerge dai dati diffusi dalla Prefettura di Trieste. Durante le verifiche 3 persone sono state anche denunciate per altri reati. Nella giornata di ieri, inoltre, controllati 1.156 attività ed esercizi commerciali. Di questi 3 sono stati sanzionati. Una petizione per chiedere al Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga di far valere a Roma le ragioni di un territorio che può e deve poter riaprire le imprese del terziario prima delle date fissate dal Governo. È stata lanciata oggi da Confcommercio Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa, comunicata stamani, è attivata sulla piattaforma change.org. Fa seguito alla denuncia di ieri sulle anticipazioni del Premier Conte in merito alla fase 2 a partire dal 4 maggio. In sicurezza ma ripartiamo, recita il testo della petizione, in cui si ricorda come per settimane negozi, bar, ristoranti, alberghi, palestre, professionisti e agenzie di viaggio sono rimasti in silenziosa attesa di poter riaprire e si ritrovano invece ora con una prospettiva di chiusura prolungata al 18 maggio o addirittura al 1 giugno per le attività di ristorazione e pubblico esercizio. Attraverso questa petizione, conclude Confcommercio Friuli Venezia Giulia, aiutateci a far arrivare alle istituzioni la voce di aziende che vogliono lavorare ma rischiano invece di morire. Lo storico pontone Ursus approda al cantiere San Marco di Trieste. Ad assistere questa mattina alle operazioni per lo spostamento del gigante di ferro dal molo quarto i vigili del fuoco del distaccamento nautico di Trieste. Presente, oltre ai rimorchiatori, anche la capitaneria portuale del capoluogo regionale. L'arredo del Friuli Venezia Giulia va assolutamente riconosciuto tra i comparti di rilevanza strategica nazionale per l'export. È la richiesta che il cluster Arredo Casa Friuli Venezia Giulia ha rivolto ai 4 prefetti della regione Friuli Venezia Giulia, segnalando i quotidiani casi di annullamento degli ordini internazionali e di conseguenza delle perdite di importanti fette di mercato. Inevitabilmente gli ordini vengono soddisfatti da altri produttori globali, denuncia il presidente Franco Di Fonso. Il perdurare della chiusura del settore arredo sta portando i clienti internazionali a spostare le proprie scelte di acquisto su altri produttori di mobili concorrenti al Made in Italy, che non hanno subito il lockdown di tale durata e proporzione. Così si compromette seriamente il futuro delle nostre imprese. La clientela estera ci abbandonerà e la liquidità sta finendo. Saranno riaperti da domani tutti i 6 cimiteri di Gorizia. Il sindaco Rodolfo Ziberna ha firmato l'ordinanza per consentire nuovamente l'accesso fino al 5 maggio in assoluta sicurezza, seguendo comportamenti determinati. Saranno obbligatori, infatti, sia la mascherina sia il mantenimento della distanza di almeno 1 metro fra una persona e l'altra. Ogni camposanto sarà presidiato da personale del comune e seguirà specifici orari di apertura. Il cimitero centrale sarà aperto tutte le mattine dalle 8 alle 13 e i pomeriggi di mercoledì, venerdì 1 maggio e lunedì 4 dalle 15 alle 18. La Giunta Comunale di Udine ha deliberato in data odierna la modalità per il trasferimento di proprietà della porzione Caserma Osopo destinata al Fondo Housing Sociale Friuli Venezia Giulia, gestito da Finit SGR SpA. Tale trasferimento avverrà attraverso il pagamento di un contributo finanziario corrisposto in un'unica soluzione, pari a 715.000 euro per un totale di 11.000 metri quadri, come corrispettivo che il Comune riceverà una tantum a fronte della cessione della superficie. Con questa notizia chiudiamo qui la prima edizione del nostro audiogiornale. L'appuntamento, come sempre, poco prima della mezzanotte con le altre ultime notizie. Per quanto mi riguarda non resta che augurare a tutti voi un cordiale proseguimento di giornata.